Contesto alla struttura dell'esame, le parole del 18enne che si è rifiutato di sostenere l'esame orale al classico Canova di Treviso, terzo caso in Veneto in pochi giorni, l'annuncio di fronte alla commissione sorpresa. Voglio incontrare il ragazzo, dice la preside Maria Rita Ventura, venga ad argomentare la sua scelta, la riforma della maturità necessaria per evitare queste situazioni. Prima un operaio a Ponzano, poi un elettricista a Vedelago, 2 infortuni in 3 ore nella Marca, dinamica simile, entrambi sono gravi in ospedale. Stroncata da un malore a soli 46 anni in vacanza in Corsica con marito e figlie, domani alle 10 a Santa Maria del Rovere l'addio all'infermiera del San Camillo. Raccolta fondi per il santuario della Madonna della Salute di Costa di Vittorio Veneto. Un truffatore si finge addetto della parrocchia per raccogliere offerte a casa di un'anziana, l'allarme del parroco. Una raffica di azioni legali infondate continuate, a processo un 46enne veneziano. La vittima è un imprenditore trevigiano perseguitato dall'imputato. Abbandonano i rifiuti a Cornuda, famiglia di Caerano San Marco incastrata dalla fototrappola, scatta la maxi multa. Festa grande a Varago di Maserada per i 105 anni di Esther Fabris, conosciuta da tutti come Vittorina, storica cuoca e autista di Scuolabus. L'abbraccio dei 4 figli, 6 nipoti e 5 pronipoti. Buonasera dall'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la controversa questione degli studenti che si rifiutano di fare l'orale all'esame di maturità. Un terzo caso in Veneto è quello che si registra al liceo Canova di Treviso. Il ragazzo contestava la struttura dell'esame che ritornava, diciamo così, sulle competenze, sui contenuti, sugli argomenti già comunque verificati, valutati durante il percorso scolastico dell'ultimo anno. Dopo Padova e Belluno, anche a Treviso, al liceo Canova, in sede d'esame un ragazzo si è rifiutato di svolgere l'orale. Un effetto domino che vede come protagonisti ragazze e ragazzi, casi che in tutta Italia al momento si contano solo in Veneto. Nel mirino della contestazione, questa volta la struttura dell'esame di maturità. Nel contesto di oggi venga vissuta male la valutazione perché forse c'è un fraintendimento del significato del voto. Il voto è una rappresentazione numerica di una valutazione, ma di una valutazione che ha un grande valore formativo. Quando viene travisato il valore, certamente può essere sentito come un sistema pesante, perché è un sistema che viene frainteso. Tutto parte dalle votazioni, numeri che di fatto, dicono gli studenti, inevitabilmente ricadono sulla persona. Un sistema obsoleto che non tiene conto di moltissimi fattori. Non sono di questo parere presidi e professori. Mi aspetto che questo alunno venga anche a trovarmi per rappresentarmi le sue idee, la sua posizione. Mi piacerebbe molto. Ecco, è importante rimanere comunque in dialogo con i nostri giovani. Volontà di ascoltare i ragazzi, che sembra non trapelare però dalle parole del ministro Valditara, che adotta la strategia della tolleranza zero. Una riforma relativa all'esame di Stato che mi sembra sia necessaria, perché certo come mai sono possibili casi come questi e comunque c'è la promozione e quindi diciamo comunque sì. Il risultato è conseguito perché la norma prevede che raggiungendo il punteggio dei 60 l'esame sia superato. Una norma dunque che espliciti che il colloquio è una parte fondamentale dell'esame, tenendo conto però che già ora il 40% del voto di maturità tiene in considerazione la valutazione del percorso scolastico degli studenti. Vorrei che mi esplicitasse le sue motivazioni e le argomentasse anche sulla base della sua esperienza. Tra l'altro, come ho detto, il ragazzo assolutamente non contestava l'operato della commissione, non contestava il proprio percorso scolastico né quindi il consiglio di classe, e quindi mi piacerebbe ascoltare nel dettaglio le sue argomentazioni. E da Padova, dove tutto è iniziato, scoppia la polemica tra gli studenti ed il ministro dell'istruzione sul no all'orale. Valditara annuncia la bocciatura a partire dal prossimo anno. Questa è la risposta degli studenti.
Non mentirò, nonostante nutrissi delle speranze che si potesse aprire un dialogo con le istituzioni, in qualche modo mi aspettavo che insomma, non ci fosse disponibilità al dialogo. Non pensava di alzare un polverone simile Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova che si è rifiutato di sostenere la prova orale della maturità per protestare contro il sistema dei voti. La sua intenzione era quella di invitare i docenti ad una riflessione sul sistema di valutazione scolastico, ma la risposta del ministro dell'istruzione Valditara, che annuncia bocciature per gli studenti che boicottano l'esame, ha amareggiato il neodiplomato padovano. A parte il fatto che sono curioso dei criteri con cui si giudicherà se uno studente stia boicottando l'esame in maniera volontaria o meno, credo che rispondere a una richiesta di dialogo con delle minacce sia diciamo insoddisfacente. Ovviamente il rischio bocciatura non riguarda Gianmaria, che come la liceale bellunese Maddalena Bianchi o quello trevigiano del liceo Canova ha superato la maturità con i punteggi delle prove scritte. La riforma annunciata da Valditara deve essere prima approvata, ma la reazione del ministro, che affronta a muso duro gli studenti che hanno rifiutato l'orale, ha sollevato ulteriori polemiche tra i ragazzi con la presa di posizione della rete studenti medi del Veneto. Noi crediamo che la risposta del ministero non solo sia inaccettabile perché usa il linguaggio della repressione, della minaccia nei confronti degli studenti, ma sia anche insufficiente, perché il tema che è stato sollevato è che gli studenti non stanno bene all'interno delle mura scolastiche, che c'è la necessità sentita di cambiare sia il sistema dell'educazione in generale che quello di valutazione, che fino ad arrivare a quello della maturità in generale. E se la risposta del ministero, piuttosto che la ricerca di un dialogo, come noi in realtà lo stiamo ricercando da anni ormai col ministero, è una minaccia in più e appunto la minaccia di addirittura arrivare a bocciare chi protesta all'interno delle mura scolastiche, è un linguaggio a cui noi non stiamo, che noi non possiamo accettare, e continueremo a chiedere questo confronto nonostante le porte vengano continuamente chiuse. Infortuni sul lavoro, giornata nera, quella di oggi nella Marca trevigiana nell'arco di 3 ore. Questa mattina 2 gli incidenti che si sono verificati, il primo a Ponzano, il secondo a Vedelago, indagano i carabinieri e lo Spisal. So che è caduto e si è fatto male, di più non stiamo attendendo anche noi a nostra volta qualche informazione in più. E i colleghi si sono subito precipitati ad aiutarli? Sì, tutti quanti sono dei da fare per cercare di dare una mano per quanto possibile, insomma, date le circostanze. Dopodiché attendiamo un riscontro dall'ospedale. Si guarda con ansia il Cafoncello alla Kistrac di Ponzano in via Postumia e infatti nella terapia intensiva dell'ospedale di Treviso che si trova l'operaio 63enne del posto rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro, riservata la prognosi, di certo ha riportato un fortissimo trauma cranico. Sono le 6:20 del mattino quando l'uomo cade da un macchinario per la frantumazione di inerti, sbattendo violentemente il capo a terra. Un volo di 2 metri. Arrivano i colleghi, immediati soccorsi. Sul posto Spisal e Carabinieri di Montebelluna. Si deve accertare il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'adempimento dei regolamenti. Il 63enne lavora in azienda da tempo. I colleghi parlano di un operaio esperto. Sì, abbastanza preoccupati perché poi le notizie dicono che stanno ancora facendo degli accertamenti in ospedale, quindi non sembra sia proprio una cosa lieve, quindi almeno io sono abbastanza preoccupato per la salute del mio collega. Dispiace molto per la persona e per lo stesso ambiente di lavoro, perché l'azienda in cui è successo è conosciuta nel territorio, è un'azienda seria. La mattinata si rivela convulsa. 3 ore dopo un altro incidente sul lavoro, simile la dinamica, stavolta alla Bresolin di Vedelago. L'intervento del SUEM 118 alle 9:30 circa nei capannoni di via Vicenza, a ridosso del distributore sulla Castellana. A cadere da 3 metri di altezza è un elettricista di una ditta esterna. Si tratta di un 52enne di Riese Pio X, stava utilizzando la scala. Quando i soccorritori arrivano lo trovano cosciente ma grave, viene così
oggi portato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sembrano migliorare nel corso delle ore. Su entrambi i fronti le indagini congiunte di Spisal e Carabinieri sono andate avanti per tutta la giornata. E alla Kicktrack di Ponzano è stato proclamato uno sciopero immediato per solidarietà. Nella Marca intanto cresce la manodopera anziana. I colleghi ovviamente li ho trovati scossi, come è assolutamente normale quando succede qualcosa del genere. Quindi abbiamo fatto questa assemblea straordinaria. Ci sembrava assolutamente doveroso. All'unanimità della parte produttiva si è deciso di fare lo sciopero come solidarietà nei confronti del lavoratore e della sua famiglia. Una stensione immediata dal lavoro, questa la prima misura adottata dai colleghi del 63enne caduto da un macchinario alla Kicktrack di Ponzano, dove poche ore dopo i fatti la FIOM CGIL, unica sigla presente in azienda, ha incontrato i lavoratori. Allo sciopero per solidarietà, così si chiama in gergo, hanno aderito i comparti produttivi e del magazzino, uno sciopero che di per sé non è contro l'azienda. Che presta attenzione ai protocolli, dove c'è un'attenzione dal punto di vista della sicurezza, eppure anche qui possono accadere cose di questo tipo. Però ad esempio questa è un'azienda che ha attivato un protocollo per il caldo, infatti il lavoratore non era in straordinario, era in anticipo di orario di lavoro proprio per fare in modo che le condizioni fossero più accettabili. Insomma, fenomeno complesso quello degli infortuni, ma lo stillicidio rimane. Dalla UIL il segretario Roberto Toigo evidenzia come il 2025 si stia rivelando più critico dell'anno scorso. Per la CISL la questione è anche un'altra e riguarda l'età sempre più avanzata della manodopera. Solo nella Marca la percentuale di lavoratori tra i 55 e i 64 anni è raddoppiata negli ultimi 10. Lavoratori di fatto anziani, soprattutto in certi comparti, ma non pensionabili, sintetizza il segretario Francesco Orru. E a proposito di sicurezza sul lavoro, resta la mobilitazione per Mattia Battistetti, il giovane operaio di Montebelluna morto sotto un carico di impalcature nel 2021. Il processo è alle sue battute conclusive. Il 24 luglio ci sarà la requisitoria del PM. Nell'ultima udienza, nuovo presidio di sindacati e forze politiche davanti al Tribunale di Treviso. Mattia non è una tragica eccezione, dicono dalla Rifondazione Comunista. Domani alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso i funerali di Roberta Carnelos, l'infermiera di 46 anni che lavorava all'ospedale San Camillo, morta domenica scorsa mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Corsica, stroncata da un malore improvviso. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità. La donna lascia il marito Maurizio e le due figlie di 11 e 8 anni, Chiara e Jessica Sofia. Aveva tamponato violentemente l'auto di Eldira Alloca, 55enne di origini albanesi, residente a Vidor, provocando la morte della donna. Il gravissimo incidente era avvenuto il 20 febbraio del 2022 a Sernaglia della Battaglia. È iniziato il processo all'86enne di Conegliano, noto imprenditore del Trevigiano, patrone fino a 3 anni fa della Roberto Industrie Alimentari SRL, azienda di Susegana. L'uomo, difeso dall'avvocato Simone Guglielmini, è accusato di omicidio stradale. Il dibattimento si è aperto con l'ammissione delle prove e la citazione di tutti i testimoni. Quel terribile giorno, forse a causa della velocità, l'anziano lungo la provinciale 34, mentre rientrava nella sua corsia dopo aver sorpassato alcune vetture, avrebbe tamponato violentemente la macchina della donna. L'urto sarebbe stato violentissimo, provocando il ribaltamento del mezzo ed il decesso sul colpo della 55enne. Attenzione alle truffe. A Vittorio Veneto, finto addetto della parrocchia cerca di raccogliere fondi per il restauro del santuario di Costa. La raccolta fondi c'è davvero, ma solo attraverso i canali ufficiali indicati nel volantino parrocchiale. Raccolta fondi per il restauro del santuario della Madonna della Salute è quello promosso dalla parrocchia di Costa a Vittorio Veneto. Peccato che qualcuno abbia pensato di approfittare dell'iniziativa per cercare di mettere a segno una truffa. Una persona, qualificatasi come addetto della parrocchia, si è presentato da un'anziana chiedendo denaro. La signora non ha dato nulla, ma la parrocchia mette in guardia i fedeli. Nessuno è autorizzato a chiedere soldi. Le offerte per i restauri possono essere effettuate solo
solo attraverso i canali ufficiali indicati nei volantini o con bonifico bancario o tramite la piattaforma GoFundMe o direttamente in canonica al parroco. Chi fosse contattato da altre persone deve chiamare il 112 perché si tratta di truffatori. Una raffica di azioni legali infondate continuate, a processo un 46enne veneziano, la vittima è un imprenditore trevigiano perseguitato dall'imputato. Accusato di stalking giudiziario, si tratta dell'abuso del diritto per fini diversi ed estranei a quelli per cui è previsto, ossia con il fine ultimo di perseguitare tentando di sfiancare giudizialmente la controparte. È questa l'accusa a cui deve rispondere un 47enne veneziano titolare di una pasticceria, colpevole di aver perseguitato un imprenditore trevigiano che, esasperato, ha presentato denuncia. La Procura di Venezia ha applicato il braccialetto elettronico all'indagato con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il GUP ha disposto il rinvio a giudizio al 26 novembre 2025. Tutto è scoppiato quando la vittima, proprietaria del negozio, aveva chiesto di saldare dei debiti all'imputato. La risposta sono stati gli atti persecutori. Abbandono selvaggio di rifiuti davanti all'ecocentro di Cornuda, stangata in arrivo per una famiglia di 6 persone di Caerano San Marco. Ad incastrare gli ecovandali le immagini di una fototrappola. Eccolo, immortalato dalla telecamera della fototrappola mentre scende dall'auto ed abbandona davanti all'ecocentro chiuso una montagna di rifiuti. 2 sacchi alla volta, l'uomo fa avanti e indietro lasciando a terra 8 borsoni pieni di immondizia indifferenziata e numerose sbarre pare di plastica. Siamo a Cornuda, nei pressi dell'ecocentro di Via Piave. Nell'ultima settimana di giugno, a fronte di numerosi abbandoni di sacchi pieni di rifiuto secco, imballaggi vari ed ingombranti, sono partite le indagini degli addetti alla vigilanza ambientale del Priula in collaborazione con il comune e la polizia locale di Cornuda, e alla fine i risultati sono arrivati. Le indagini, grazie anche all'impiego della videosorveglianza, hanno portato a scoprire che i rifiuti provenivano da una famiglia di 6 persone residente nel comune di Caerano San Marco. L'analisi degli svuotamenti ha confermato che la famiglia non vuotava al secco utilizzando il servizio porta a porta in maniera insufficiente per un nucleo tanto numeroso. Ad inchiodarli le immagini degli ultimi abbandoni con tanto di auto e targa. Ora ad attendere i responsabili una sanzione molto cara. Complessivamente almeno 350 euro sarà notificato. Però non c'è solo questo, c'è anche il ripristino, cioè la pulizia dell'ecocentro non può andare a carico di tutti ed è previsto dal regolamento del bacino di applicare il costo a lui, a questo soggetto, a questa famiglia. E in più, poiché non usa il contenitore, il calcolo della bolletta non si fa in base ai votamenti, ma è flat e pagherà un numero, quindi un altro aggravio tariffario di altri circa 350 euro, quindi circa 700 euro. Grazie al lavoro di coordinamento con il Consorzio di Bacino Priula siamo riusciti ad elevare una sanzione esemplare, commenta il sindaco di Cornuda Enrico Gallina. Mi auguro che serva da monito anche ad altri furbetti dei rifiuti che si aggirano nel nostro territorio. In ogni caso rafforzeremo i controlli anche in altre zone del paese. I finanziari del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto un'ingente frode relativa all'indebita generazione di crediti fiscali con successiva potenziale cessione di questi ultimi per un importo di circa 200 milioni di euro. Le indagini hanno coinvolto 45 società cartiere in tutta Italia, 18 le persone indagate. C'è anche una società trevigiana tra le 45 finite nel mirino delle fiamme gialle. Come le altre era del tutto inoperante ed aveva presentato dichiarazione dei redditi solo al fine di ottenere credito d'imposta. La politica ora, elezioni regionali, centrodestra ancora in tilt con Fratelli d'Italia che striglia gli alleati parlando di questioni personali. Intanto in casa centrosinistra frizioni all'interno di Azione sul nome di Manildo.
io credo si tratti di schermaglie ferragostiane, sebbene siamo a luglio e non in agosto. Liquida così le tensioni tra Forza Italia e Lega il responsabile enti locali di Fratelli d'Italia in Veneto Marco Della Pietra, caldi estivi, bollori elettorali, di fatto questioni personali più che politiche. Che tra il governatore e Flavio Tosi non scorra buon sangue mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, ma già da tempo. Il meloniano porta poi un altro esempio, un altro nome di peso, lo fa ritornando al marzo 2023, quando il leghista Roberto Marcato, che nei giorni scorsi ha di fatto dichiarato rotta l'alleanza con Forza Italia, aveva usato parole durissime anche con i Fratelli d'Italia, una ferita politica mai realmente ricucita. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! I toni coloriti di Marcato li conosciamo, ma ci sta insomma che ci sia anche questa così. Però rispetto alle elezioni regionali, insomma. No, io sono convinto che si andrà assieme. Stessa convinzione hanno pure i meloniani di Padova, anche perché poi alla fine decideranno i leader. La palla è rimandata a tavoli nazionali, perché il Veneto, per quanto importante, per quanto con il suo orgoglio, per quanto con la sua specificità, non può rifugire a un'ottica nazionale di schieramento, che è quella che poi sta facendo vincere il centrodestra. E fare sintesi, si badi, non significa rinunciare al candidato presidente. Per me, naturalmente, come uomo di partito, è auspicabile che ci sia anche la possibilità di un uomo che provenga dalle file di Fratelli d'Italia o comunque indicato da Fratelli d'Italia. Altra variabile è la presentazione di una lista Zaia che potrebbe sparigliare non poco le carte nel già confuso tavolo del centrodestra, e a tal proposito si registrano le parole del ministro Luca Ciriani: l'importante è che Zaia appoggi il centrodestra. Intanto il diretto interessato dal Vicentino torna a lanciare messaggi in bottiglia. Io non ho mai avuto l'idea che chi sta concludendo la sua esperienza in un'amministrazione debba lasciare i pozzi avvelenati, quindi farò in modo che il mio successore o la mia successora abbiano assolutamente la possibilità di avere una regione in corsa e non con il freno d'emergenza tirato. Centrodestra in tilt, centrosinistra compatto con Giovanni Manildo, ma non è tutt'oro quello che luccica. L'appoggio di Azione non sembra scontato. Se il centrodestra decidesse di mettere da parte i candidati, quelli conosciuti, e magari tirasse fuori Zopas, capisce che un partito come Azione, con un candidato come Zopas, sarebbe difficile non andargli in appoggio, perché noi siamo per l'imprenditoria, abbiamo delle visioni di questo Veneto di un certo tipo, anche di sviluppo, e voglio dire, Zopas, che viene dalle associazioni industriali, non sarebbe un candidato ottimo per noi. Il maltempo dei giorni scorsi ha riportato in primo piano alcune questioni, ma ne parleremo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta. Dunque il maltempo dei giorni scorsi ha riportato in primo piano alcuni interventi progettati dalle amministrazioni in tema di prevenzione degli allagamenti, a volte con scelte anche drastiche, come è accaduto a Maser, dove per il bene della comunità sono stati tolti interi filari di prosecco di OCG. Quanto prosecco in meno c'è stato? Sono stati 3.600 metri quadri di prosecco in meno. Sono i filari spiantati a Maser per far spazio a questo bacino di contenimento. Una scelta tra l'economico di uno e il bene di tutti, perché questa grande vasca servirà ad evitare che famiglie e attività a valle siano colpite da possibili inondazioni, sempre più probabili di questi tempi. Il nostro piano comunale delle acque, approvato qualche anno fa, abbiamo previsto questa cassa di espansione. Questa cassa di espansione è anche finanziata con fondi PNRR, 900.000 euro, e sarà pronta tra 2 mesi. Una risposta concreta alle piogge brevi ed intense che hanno creato non pochi problemi a cittadini e imprese, e questo a ridosso del Palamaser è solo il primo di una serie. È nato sulla scorta di uno studio idrogeologico del territorio di Maser che comporta ben 6 bacini di contenimento per limitare gli eventi catastrofici. Quanta acqua riesce a contenere?
questo qua ha circa 11.000 metri cubi d'acqua che vengono contenuti durante il periodo di massima pioggia e poi vengono rilasciati nel momento in cui si sono scaricati i canali e quindi l'acqua può tornare a defluire tranquillamente. Un'area che sarà completata con una pista ciclabile e una barriera in acciaio corten tutto attorno per evitare cadute accidentali, ma sarà fruibile come spazio verde pur mantenendo l'intera vasca sgombra da alberi, alti arbusti o, come qualche zoccolo duro della coltivazione suggeriva, filari di prosecco eventualmente inondabile. No, sarà tutto libero per permettere una maggiore e più facile manutenzione. Via del Mare, il TAR boccia il ricorso dei sindaci contrari alla sua realizzazione, ora una nuova riunione dei primi cittadini contrari appunto all'opera. Una sentenza che arriva anche in un relativo ritardo, tra virgolette, perché la attendiamo dal 2 di aprile e arriva, diciamo, come un fulmine a ciel sereno, perché proprio non ci aspettavamo questo panorama di ricorso inammissibile. Il TAR in buona sostanza ha scelto di non decidere. Si è fermato prima di quelli che sono i temi affrontati. Amarezza dei sindaci ricorrenti, tra cui Silea, che con la cittadinanza è un comune che già subisce conseguenze del traffico che circola da e per la Treviso Mare, essendo di fatto la sua porta d'ingresso. Noi siamo comunque esclusi dall'opera in sé, ma subiamo le conseguenze di quella che è una viabilità difficile. Si è scelto di non entrare nelle singole questioni, ma ci si arresta a valutazioni preliminari. Praticamente per noi è proprio fuori luogo il fatto che i comuni, per esempio, giudichi i comuni non interessati ad agire in giudizio, quindi con ricorso, proprio perché non partecipiamo direttamente alla spesa dell'opera. Un ricorso che non nasce dalla contrarietà del progetto in sé, ma sulle possibili conseguenze negative che la Via del Mare potrebbe avere per i cittadini delle zone prospicienti all'opera. Quest'opera è stata aggiudicata su dati risalenti a 15 anni precedenti. Polemiche a Treviso per il rincaro del 15% sui biglietti per i concerti e la lirica attacca Coalizione Civica, così si rende la cultura meno accessibile. Pronta la risposta dell'amministrazione, i nostri prezzi più bassi di quelli di Padova e Rovigo. I biglietti sono aumentati dal 20 al 30% a seconda che ci si riferisca alla concertistica o alla lirica, e lo stesso più o meno per gli abbonamenti. Vuol dire per uno spettacolo di lirica un aumento di 10 euro a biglietto, che non è esattamente indifferente. Aumenta il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti per assistere agli spettacoli al Teatro del Monaco nel momento in cui Cassugana inaugura un osservatorio sul teatro all'interno dell'assessorato alla cultura e si impegna a gestire il delicato settore della comunicazione. Ma il rincaro non è piaciuto alle ali dell'opposizione. È vero probabilmente che questo tipo di tariffazione era ferma da anni, che ci sono stati aumenti dei costi, come ci sono stati aumenti di tutti, sappiamo bene, di tutti i beni e di tutti i servizi. Però vista dal lato dei cittadini rischia anche di diventare una forma di discriminazione, cioè una cultura che sempre di più pochi possono permettersi. Io credo che sia una polemica che ha poca ragione d'essere, per il semplice motivo che i biglietti sia della stagione lirico-sinfonica che orchestrale sono bloccati dal 2019. I costi gestionali e non solo è progressivamente aumentato, quindi non è assolutamente questo lo scopo di rendere la cultura di classe e quindi sì i più abbienti, no i meno abbienti, assolutamente, anche perché il rincaro è stato poco più del 15%, quindi in un contesto generale diciamo che per il singolo abbonato non è sicuramente un aggravio particolare, in un'economia di scala può aiutare invece al teatro. Sappiamo che gli appassionati di musica da sempre sono distribuiti nei più disparati strati sociali. Per chi fa parte degli strati sociali economicamente
più deboli, sono aumenti che potrebbero anche compromettere la possibilità di assistere agli spettacoli. Non si fa attendere la risposta dell'amministrazione. Faccio presente che questi appunto biglietti, il costo dei biglietti è fermo dal 2019 ed è il più basso rispetto agli attuali costi del teatro sia di Rovigo che di Padova, che sono i teatri con i quali noi coproduciamo. Si chiude questa stagione di Ecovisioni, l'appuntamento del venerdì con Andrea Ferrazzi, un viaggio lungo 34 puntate. A ottobre si ripartirà sempre nel nome della sostenibilità. Noi amplieremo ancora di più lo spettro della nostra visione, no? Siamo partiti dall'ambiente in senso classico, l'abbiamo già aumentata questa analisi, questa consapevolezza maggiormente nel corso delle 34 puntate di quest'anno, e il prossimo anno lo faremo ulteriormente. Un viaggio lungo 34 puntate e già si pensa alla prossima stagione. Ecovisioni riparte a ottobre ed è tempo di bilanci per un'annata che ha visto espandere il dibattito sempre più attuale. Dopo le parole della sostenibilità che hanno caratterizzato la prima serie del programma e alle quali Andrea Ferrazzi ha dedicato un libro realizzato in collaborazione con Media Nord-Est, quest'anno il percorso di Ecovisioni è stato quanto mai variegato, tenendo fermo il totem che ci caratterizza, racconto dei problemi e sguardo alle soluzioni. Abbiamo attraversato un sacco di temi, lanciato un sacco di messaggi, approfondito un sacco di questioni, anticipato anche un po' di cose che poi sono emerse nel corso dei mesi successivi. Ci siamo confrontati con un sacco di persone, donne e uomini di livello locale, nazionale, internazionale, con uno sguardo sempre che guarda avanti, soprattutto che pensa al futuro, ma molto radicato nel territorio, perché noi amiamo proprio la nostra terra, la nostra gente, il nostro Veneto, e amiamo i progetti che nascono da qui, ma proprio per il bene del nostro territorio sappiamo che non dobbiamo chiuderci, abbassare lo sguardo solo nel territorio, ma guardare avanti, guardare quello che sta succedendo nel mondo, i grandi cambiamenti che sono in corso. Esperti, imprenditori, scienziati, giornalisti, giovani, dal dissesto idrogeologico alla COP29, dall'automotive alla geopolitica, dalle terre rare al processo PFAS, dall'economia alla transizione digitale. Tutto questo mentre l'Europa e il mondo cambiavano assetto, con i nuovi USA di Trump a sconvolgere gli equilibri internazionali. L'obiettivo? Andare oltre la semplice definizione di ambiente e guardare i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Quando noi parliamo di ambiente non intendiamo solamente la visione dell'ambiente verde, bucolica, eccetera, ma l'ambiente nel quale viviamo. Quindi parliamo anche di lotta alla povertà. Parliamo di un lavoro che deve essere un diritto, ma che deve essere un diritto che sia esercitabile da tutti. Parliamo anche di retribuzioni che devono essere il minimo indispensabile per poter vivere dignitosamente, cosa che non sta più avvenendo. Parliamo del diritto di avere una sanità pubblica. E allora, Ecovisioni stagione 2025-2026 è già in cantiere, con nuovi ospiti e nuovi sguardi. Persone che verranno dal mondo dello studio, della ricerca, dell'economia, dal mondo della lotta contro la povertà, contro la fame, dei professori universitari che anche a livello appunto universitario si occupano di sanità, di come migliorare la qualità e i servizi nei confronti delle persone. Come ogni venerdì, ora le previsioni del tempo per il fine settimana del generale Giancarlo Iannicelli. Temperature molto più basse, quindi meno energia nei bassi strati dell'atmosfera, precipitazioni abbondanti, purtroppo anche dannose nell'ultimo periodo, hanno scaricato gran parte del vapore presente sempre nell'atmosfera nei bassi strati, quindi la situazione è più tranquilla, anche se permane una certa instabilità, perché c'è una discesa ancora di leggera aria instabile, vedete la carta del tempo, però la situazione è più tranquilla, quindi trova meno contrasto, quindi si preannuncia un fine settimana tutto sommato discreto, con ampi spazi di sereno. Certo che, ripeto, gli impulsi di aria fresca causeranno sabato nel corso della giornata, soprattutto nella seconda parte, qualche breve precipitazione, naturalmente più diffusa sui rilievi, molto più isolata in pianura, e domenica pomeriggio forse in modo più diffuso. Si tratta sempre però di
pioggia estiva, qualche temporale, nulla più. La situazione tenderà a un'ulteriore tranquillità poi nel corso della prossima settimana, con cielo in prevalenza sereno. Le temperature sono nella media, sono rientrate nella media, valori minimi tra i 18 e i 20 gradi, in genere sotto i 20 gradi, i valori massimi al di sotto dei 30 gradi, nei 27 ai 29 gradi. Naturalmente la prossima settimana poi tenderanno a aumentare gradualmente, a fine della prossima andranno ben oltre i 30 gradi. I venti sono deboli, di direzione variabile, l'alta adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Ha compiuto la straordinaria età di 105 anni Ester Fabris, meglio conosciuta come Vittoria, volto storico di Varago, un traguardo eccezionale che è stato celebrato con affetto dalla sua famiglia, dagli amici, dai conoscenti e dall'intera comunità, con il sindaco Lamberto Marini e la vice sindaca Antonella Pellizzari. La vita di Vittorina è stata arricchita da 4 figli nati dal matrimonio con Luigi Pinarello e da 6 nipoti e 5 pronipoti che continuano a riempirle la vita di gioia. A Varago nonna Vittorina è conosciuta da tutti per il suo decennale impegno come cuoca e autista dello scuolabus alla materna Monti. Oggi trascorre le sue giornate serenamente, dedicandosi alla lettura dei giornali, all'ascolto della radio e alla preghiera che rivolge ogni giorno con dedizione a tutte le persone a lei care. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Strada statale 51 di Alemagna, si continua a lavorare per poterla mantenere aperta al traffico. Mettere in sicurezza la strada statale 51 di Alemagna e chi la percorre per andare a Cortina d'Ampezzo è una priorità assoluta. Ecco allora che prosegue il rafforzamento del sistema di monitoraggio sulla parete del Marcora, interessata dai recenti fenomeni franosi. Oggi è stato installato in località Dogana Vecchia il secondo pluviometro, fondamentale per attivare i sistemi di allerta per quanto riguarda le colate detritiche in caso di precipitazioni. L'intervento è stato effettuato col supporto dell'elicottero dell'antincendio boschivo e che è stato messo a disposizione della Regione Veneto. L'intervento è stato effettuato con il supporto dell'elicottero antincendio boschivo messo a disposizione dalla Regione Veneto. Non avendo la provincia di Belluno competenza diretta sulla gestione della strada statale 51, visto che già si stava intervenendo sul monitoraggio del versante della Croce Marcora, sono stati predisposti e installati i sistemi di controllo che saranno consegnati in gestione ad ANAS una volta completati. Il punto di installazione è stato scelto con cura, in un'area sicura al riparo da crolli, per garantire l'affidabilità della strumentazione. La sicurezza del territorio è una priorità assoluta e la provincia è in prima linea anche oltre le sue competenze specifiche per contribuire alla riapertura della SS 51 e alla tutela delle comunità montane nel rispetto dei criteri di sicurezza necessari. Insegnare ai bambini come ci si deve comportare sulla strada, i nuovi corsi della polizia locale. Un percorso per insegnare ai più piccoli ad andare per strada. Gli incontri che la Polizia Municipale organizzava nelle scuole, una dozzina l'anno scorso, o durante sport in piazza, da oggi verranno ospitati nell'area antistante il comando nel Parco Bologna. È importantissimo e oggi lo dimostra l'inaugurazione di questo nuovo circuito di educazione stradale fatto apposta per i bambini, per insegnare loro non soltanto la parte teorica ma anche pratica di come ci si deve comportare per strada. Percorsi educativi diversi a seconda delle età, calibrati sulle nozioni più utili anche a seconda del mezzo che potrebbe essere impiegato, dalla bicicletta con la quale i più piccoli percorrono il percorso attrezzato, magari pensando invece all'auto per la quale si sta per prendere la patente. È importante sempre distinguere anche quelle che sono le fasce di età per dare più importanza a determinati temi quando si è più piccoli, come l'attraversamento pedonale, l'importanza di utilizzare il casco quando si va in bicicletta, oppure quando si ha a che fare con i ragazzi che stanno per conseguire la patente, spiegare loro l'importanza di non mettersi alla guida dopo aver bevuto alcol o l'importanza di mettere le cinture di sicurezza o di non utilizzare il cellulare alla guida. Semafori, cantieri, sensi unici alternati, gallerie, divieti di sorpasso.
lezioni per apprendere o per ripassare, come è avvenuto con gli anziani di Mier. Quest'anno gli anziani ci hanno chiesto espressamente un incontro per rinfrescare quelle che sono le regole del codice della strada e noi ben volentieri siamo andati ad incontrarli e a spiegare quelle che sono le regole e anche le nuove regole del codice della strada. Si conclude il piano di marketing territoriale Vivere le Dolomiti, un progetto nato per promuovere l'identità e l'attrattiva della provincia di Belluno. Al territorio serviva una carta d'identità e il progetto Vivere le Dolomiti ha consentito al bellunese di potersi appropriare di un marchio esclusivo di destinazione e di una serie di progetti che oggi valorizzano le eccellenze culturali, ambientali ed economiche della provincia di Belluno. 8 anni di attività e oltre 5 milioni e mezzo di euro il finanziamento garantito dal Fondo Comuni Confinanti, gestiti da Palazzo Piloni con il coinvolgimento di operatori, amministrazioni e stakeholder locali. Ora è il tempo di passare il testimone. Consegniamo un patrimonio veramente importante perché il brand Dolomiti Bellunesi ora lo verrà veicolato dalla Fondazione DMO Dolomiti. È stato un percorso complicato, complesso, ma anche entusiasmante e affascinante, che soprattutto ha dato identità al nostro territorio. Una strategia condivisa per raccontare la provincia, rafforzando l'identità dolomitica e supportando concretamente la promozione turistica dei comuni. Tra le azioni principali, sostegno ai grandi eventi, campagne sociali e percorsi formativi per gli operatori turistici. Si chiude appunto con 2 iniziative proprio dedicate al territorio. Il primo è stata la manutenzione dei cartelli posti ai confini geografici della nostra provincia in 11 punti. Sono stati sostituiti applicando il nuovo brand, quindi Dolomiti Bellunesi. L'altro progetto invece riguarda la ristampa delle mappe dei musei del nostro territorio, una ristampa che è fatta anche in lingua inglese proprio in vista anche dell'appuntamento olimpico dei prossimi mesi, quindi un'opportunità in più per conoscere ed apprezzare anche da un punto di vista culturale le nostre risorse. L'auspicio del presidente del Fondo Comuni Confinanti, che di fatto ha sostenuto l'intero progetto, compreso il Fondo Grandi Eventi, è che il sostegno in futuro possa arrivare concretamente anche dai privati. È un fondo che ha bisogno, se vogliamo fare eventi di livello alto su un territorio dolomitico importante in termini di immagine come il nostro, ha bisogno anche della partecipazione di soggetti privati, di grandi aziende che vediamo normalmente nelle pubblicità delle televisioni private e pubbliche e che ci credono. La palla ora passa al nuovo soggetto attuatore, la Fondazione DMO, che gestirà progetto e fondi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata, arrivederci.